Cima da Conegliano è l'artista che, partendo dalla stagione dei Bellini, di Antonello, dei Vivarini, traghetta il colore, traghetta il paesaggio veneto nel pieno Cinquecento di Giorgione, Tiziano e Sebastiano del Piombo. L'eccezionalità di questa mostra è il fatto che saranno esposti 42 grandi capolavori di Cima da Conegliano provenienti sostanzialmente dai grandi musei del mondo. 4 opere alla National Gallery di Londra, 2 dalla National Gallery di Washington, dal Portogallo, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti. Sostanzialmente con un grande sforzo, diciamo così, produttivo, in 2 anni si è riusciti a raccogliere quelli che sono i capolavori assoluti di Cima da Conegliano. Alcune mostre si vedono, altre si guardano, la differenza è decisamente netta. La differenza è netta perché Cima ha la particolarità straordinaria di essere un artista che si legge nel dettaglio e nella sintesi, cioè possiamo cogliere con un solo sguardo quella che sarà la sua arte straordinaria e nello stesso tempo possiamo perdere delle ore a ricercare ogni dettaglio, ogni poesia visiva, atmosferica all'interno delle sue opere. È una mostra piuttosto complicata perché non facendo una grande capitale come Roma o come Venezia, ma nella città d'origine, quindi a Conegliano, ovviamente i prestiti, soprattutto da parte dei grandi musei, sono più difficoltosi. Non è semplice prestare 40 opere tutte su tavolo, quindi estremamente dedicate, in una situazione che non dia garanzie assolute. Questo si è riuscito a ottenere grazie all'aiuto della Regione Veneto, grazie all'aiuto di 3 grandi soprintendenze come Brera, le Gallerie dell'Accademia di Venezia e il Veneto Orientale, che hanno messo tutta la loro professionalità, oltre alla società tematica, per rendere possibile questo sogno.